Maxi blitz dei carabinieri di Treviso che scoprono una villetta di Silea trasformata in un polo logistico della droga. 60 kg sequestrati, recuperati 410.000 euro in contanti, 3 gli arresti. L'incidente sul lavoro a San Polo di Piave è costato la vita al 46enne di Bassano. La titolare dell'azienda indagata per omicidio e lesioni colpose. Migliorano le condizioni del 31enne di Cordignano. Respinta dal presidente Mattarella la richiesta di grazia per Walter Onichini, il macellaio padovano condannato per aver sparato a un ladro che gli era entrato in casa. L'avvocato c'è amarezza e intanto il malvivente è libero. Raduno di Pontida, anche il sindaco di Treviso sarà sul prato tra i militanti invece che sul palco. I veneti rilanciano l'autonomia con le magliette di San Marco realizzate dall'ex deputato Paolin e i giovani leghisti invocano il Veneto libero. Anche il Velox di Cadone che causa la diaspora dei militanti leghisti. Nel carroccio da 10 anni la padovana Bordin posta un video su Facebook mentre taglia la tessera. Nella notte altre 2 vittime della strada in Veneto. Un barista 45enne esce di strada e si schianta in un fossato a Campo San Piero. A Follina 28enne muore in uno scontro frontale. Va a recuperare il figlio 30enne a cui la polizia aveva appena ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza, ma è oltre il limite anche lui e scatta la stessa sanzione anche per il padre. È successo a Padova. Ai nostri microfoni il racconto dei 2 ragazzi di 16 e 17 anni che giovedì hanno salvato un 70enne dalle acque del Brenta a Dolo. I momenti concitati, la decisione di agire, ma anche l'indifferenza della gente. Molti filmavano col cellulare, saranno premiati dal sindaco. Eccoci in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Buonasera e ben ritrovati. Allora partiamo dalla lotta allo spaccio e dall'operazione da record condotta dall'Arma trevigiana con una villetta di Silea trasformata in un polo logistico della droga. Oltre a sequestrare quasi 60 kg, pensate, di sostanze stupefacenti, sono stati recuperati 410.000 euro in contanti. Gli arrestati sono 3. Un centro logistico organizzato benissimo, tant'è che i soldi che noi abbiamo trovato erano sottovuoto e quindi abbiamo sequestrato anche la macchina utilizzata per creare il sottovuoto, sia dei soldi che il sottovuoto della sostanza stupefacente sequestrata. Sappiamo che elude il controllo anche dei cani, rende più difficile l'individuazione del prodotto una volta che viene sistemato. Più che un market della droga, un vero e proprio centro logistico che con ogni probabilità operava su tutto il nord-est. Sono impressionanti e forse senza precedenti nella storia recente i numeri del blitz scattato nottetempo in un'abitazione isolata di Silea, troppi movimenti sospetti di auto di grossa cilindrata che hanno portato i militari a stringere il cerchio. Una decina i carabinieri della compagnia di Treviso, coordinati dalla procura, che hanno fatto irruzione trovando 3 uomini, il proprietario di casa, un 45enne italiano, e 2 cittadini albanesi di 32 e 43 anni. Ne è seguita una notte di sopralluoghi e perquisizioni con numeri da record: 49 kg di hashish, 8 di marijuana, 35 grammi di eroina, 96 dosi di ecstasy, addirittura 770 sigarette elettroniche con il principio attivo della cannabis, ma soprattutto, caso più unico che raro, 410.000 euro in contanti, provento dell'attività illecita. Perché 410.000 euro in unica soluzione nel medesimo luogo non è una costante. A cristallizzare un giro d'affari super anche il sequestro di quello che può essere definito ad ogni buon conto un libro mastro della droga. Dove ci sono appunto tracciati gli acquisti, le vendite delle sostanze stupefacenti, ci ha permesso di stabilire che quel luogo era un luogo stabilmente usato da molto tempo per diffondere lo stupefacente non solo in quella cittadina, ma probabilmente in realtà molto più ampie che forse vanno anche oltre la provincia di Treviso. I 3 uomini, l'italiano e i 2 albanesi, sono stati portati al carcere di Santabona a disposizione dell'autorità giudiziaria. All'Arma trevigiana il plauso del presidente Luca Zaia. La legalità, ha detto, è un bene prezioso, ma l'indagine sembra solo all'inizio. Dal blitz di Silea, vista la mole, potrebbe innescarsi un effetto domino su tutta la rete dello spaccio provinciale e regionale.
L'incidente sul lavoro a San Polo di Piave ora ha costato la vita al 46enne di Bassano, Marco Bettolini. È stato notificato l'avviso di garanzia alla titolare dell'azienda. Le ipotesi di reato sono quelle di omicidio e lesioni colpose. Migliorano intanto le condizioni del 31enne di Cordignano rimasto ferito. Ci sono segnali positivi per una ripresa di Alberto. Ringraziamo tutte le persone che ci sono state vicine e per le tante dimostrazioni di affetto. Ci stringiamo alla famiglia di Marco in questo momento di dolore. Poche righe soppesate ma dense di significato, quelle che ci affida la famiglia di Alberto Pin, il 31enne di Cordignano che si trova in prognosi riservata al Cafoncello. Le condizioni di salute del ragazzo, questa è l'unica buona notizia nelle ultime 48 ore, stanno migliorando. C'è poi il pensiero fisso della famiglia Pin verso un'altra famiglia, quella di Marco Bettolini, il 46enne bassanese morto giovedì pomeriggio nell'autoclave dell'azienda Cadelraio nel tentativo di salvare il giovane. Un gesto di altruismo, anzi di eroismo, come hanno ribadito anche i colleghi, ma a dirlo sono in tanti, compreso il sindaco di San Polo. Resta appunto il gesto altruistico e di eroismo da parte di Marco. Questo è un momento anche di silenzio, soprattutto perché bisogna rispettare il dolore forte di un'azienda che appunto nei propri dipendenti investiva e li considerava appunto come famiglia, ma i dolori soprattutto anche delle famiglie coinvolte in questa tragedia che sicuramente avranno tante domande e appunto poi la procura e fortunatamente, come ho sentito, anche magari le immagini potranno chiarire le dinamiche. Immagini delle telecamere che, come emerso, saranno fondamentali nell'inchiesta che nelle scorse ore ha segnato il passaggio quasi obbligato della notifica dell'avviso di garanzia nei confronti della titolare dell'azienda, Sandra De Giusti, per i reati di omicidio e lesioni colpose. È stato poi disposto l'accertamento tecnico irripetibile dell'autopsia. Il conferimento dell'incarico da parte del PM al medico legale avverrà lunedì mattina. Non entra ovviamente nel merito della singola vicenda il ministro Carlo Nordio, che però da Treviso fa una riflessione generale sulla strage senza fine sui luoghi di lavoro. Questa ovviamente non è in gran parte la mia materia, però per quanto riguarda le eventuali sanzioni penali, effettivamente sugli incidenti del lavoro stiamo lavorando perché la situazione è intollerabile, come ha detto il Presidente Mattarella, cioè siamo veramente davanti a un vulnus a quelli che sono i principi elementari dei diritti civili e lì interverremo. Dopo 2 anni è stata respinta la richiesta di grazia per Walter Onichini, il macellaio padovano, condannato per aver sparato a un ladro che gli era entrato in casa. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rigettato la richiesta di grazia per Walter Onichini, il commerciante di carni di Legnaro che il 22 luglio di 10 anni fa sparò e ferì il ladro albanese che era appena entrato in casa sua con dei complici per rubare. Per questo Onichini è stato condannato in via definitiva per tentato omicidio a 4 anni e 10 mesi di reclusione. La richiesta di grazia era stata fatta dalla compagna Sara attraverso l'avvocato Ernesto De Toni, che ha difeso Onichini nel lungo processo. La vicenda aveva riscosso il sostegno anche da parte della politica, con la Lega. La domanda di grazia risale al novembre del 2021, quando era stata depositata al magistrato di sorveglianza. Dopo 9 mesi era stata inviata al Ministero della Giustizia. Ora la notizia che è stata rigettata. Il sentimento è di amarezza perché eravamo molto convinti che la domanda di grazia fosse fondata sul principio di eguaglianza di trattamento presso i soggetti coinvolti in quella triste vicenda processuale, mentre quando per Walter Onichini la sentenza è passata in giudicato dopo il rigetto del ricorso in Cassazione, dopo credo 48 ore, non ricordo bene, è arrivato l'ordine di carcerazione ed è stato accompagnato al carcere, e l'altra persona, pure condannata, è potuta rimanere sempre libera. L'ordine di carcerazione è stato fatto con grande ritardo, tanto che quando si è celebrato il processo dove lui era vittima è venuto a Padova a testimoniare, e pur essendo già divenuta definitiva la sentenza di condanna, non essendo stato emesso l'ordine di carcerazione,
ha testimoniato ed è letteralmente corso fuori dal tribunale e da allora non si è saputo più niente. Nel frattempo, dal gennaio di quest'anno, Walter Onichini è uscito dal carcere ed è stato ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali, un'opportunità per lui per aiutare in qualche modo la sua famiglia che oggi, dopo la vicenda, si è trasferita da Legnaro a Camponogara. Il ladro albanese, invece condannato a 3 anni e 8 mesi per il furto in casa di Onichini, non ha mai scontato un giorno di carcere perché irreperibile. Confermata la presenza di una ventina di migranti all'aeroporto Allegri di Padova, altri 20 sono in arrivo lunedì. Entro lunedì saranno 43 i migranti ospitati all'aeroporto Allegri di Padova. Le brandine sono già pronte da qualche giorno. All'interno degli ex alloggi militari sono alloggiati 23 migranti. Lunedì ne arriveranno 20 e un'altra ventina invece dovrebbero arrivare entro la fine della prossima settimana. Visto che deve essere alleggerita la pressione dal centro di Lampedusa e una quota di profughi sono già stati destinati al Veneto e alla provincia di Padova. Di fatto l'aeroporto è diventato un mini hub. La capienza massima dovrebbe fermarsi al massimo a 70 persone. Questa è la promessa che avrebbe fatto il prefetto al sindaco Giordani, che solo 2 giorni fa ai nostri microfoni aveva parlato di un'accoglienza temporanea negli spazi dell'aeroporto. Da quello che ho capito io, il prefetto intende utilizzare Allegri come transito, nel senso, da quello che ho capito, non da quello che ha detto lui, che anziché usare il palestra delle scuole userà per emergenza come anche altri appartamenti di posti, ma non c'è nessuna intenzione che io sappia fare un hub grande. Nel frattempo le cooperative stanno cercando nuovi posti nei CAS, i centri di accoglienza straordinaria, che sono il cardine dell'accoglienza diffusa nel territorio. Per quanto riguarda la palestra comunale di Ferriole a Selvazzano, il trasferimento dei 33 migranti ospitati all'interno è stato spostato al 22 di settembre. Senza dubbio quello dell'immigrazione sarà uno dei temi domani a Pontida, il raduno leghista aperto oggi dal segretario Matteo Salvini. Sul palco non ci sarà neppure il sindaco di Treviso, Conte, mentre l'ex deputato Paolin lancia le magliette dell'autonomia. Domani sono a Pontida, nel Pratone, insieme a tutti i militanti sostenitori, ad ascoltare le linee guida del nostro partito. Ma nel Pratone o sul palco? Perché No, c'è chi dice... Io sono un militante e quindi starò nel Prato insieme agli altri militanti. Niente palco per Mario Conte al raduno della Lega a Pontida. Il sindaco di Treviso, pur tra i leghisti in rampa di lancio, preferisce il prato affollato di militanti. Quindi troverà Caner, perché Caner probabilmente sarà sul Pratone. Io incontrerò tutti i militanti che parteciperanno, speriamo di essere davvero tanti. Federico Caner, ma anche Roberto Marcato, dunque tra i militanti di Pontida, col trevigiano Giuseppe Paolin che non risparmia una frecciata all'assessore regionale all'agricoltura. Ha versato 500.000 euro, che mi sembrano tanti, ma se ne ha versati 500.000 ci dica quanti ne ha incassati. Quindi per il resto sul palco non ci stanno tutti, è bene stare fra i militanti. Che sul palco salgano per il Veneto il segretario Alberto Stefani e il presidente della Camera Lorenzo Fontana dice è sufficiente. Per i veneti il tema resta l'autonomia. Proprio Paolin si è fatto promotore della realizzazione e della distribuzione delle magliette dedicate all'attesa riforma, un chiaro messaggio ai vertici del partito. Col referendum si è messo un pilastro importante sull'autonomia, però sapevamo che da lì in avanti la strada era ancora lunga per ottenere l'autonomia. Quindi domani a Pontida, e la maglietta ne è il testimonial, poi c'è anche lo slogan della giornata che per i veneti è coloriamo il prato con i colori della nostra bandiera, i colori dell'autonomia, quindi per sottolineare insomma il percorso per l'autonomia. Autonomia, viaggio audace, come si legge sulla t-shirt che Paolin invita anche i non veneti a compiere. Noi abbiamo un compito che è quello di convincere gli altri che l'autonomia fa bene a tutti, non fa bene solo al Veneto. L'autonomia non toglie nulla agli altri, anzi permette di amministrare risorse in maniera più intelligente e più efficace. Autonomia o elezioni è anche la scritta sullo striscione con cui un centinaio di giovani della Lega sono entrati nella tensostruttura allestita a Pontida con fumogeni verdi e bandiere di San Marco al grido di Veneto libero e secessione. Con loro anche i giovani lombardi con le medesime rivendicazioni. E anche il tanto discusso Velox di Cadone che contribuisce alla diaspora dei militanti leghisti. Sentite le parole di questa dottoressa di 3 baseleghe. Dopo questo evento che ha praticamente devastato
migliaia di cittadini, sia a livello economico, ma soprattutto anche a livello psicologico e fisico. Non posso condividere l'appartenenza allo stesso partito del sindaco di Cadoneghe. Quindi, visto anche l'assordante silenzio delle autorità, mi vedo costretta ad abbandonare, dopo 10 anni di militanza, la Lega. E lo faccio facendo un gesto simbolico ma altrettanto significativo, che è il taglio della mia tessera di militante. Dopo 10 anni di iscrizione alla Lega, la dottoressa Antonella Bordin, medico di base di Tre Baseleghe, lascia il partito contestando l'assenza di risposte del sindaco di Cadoneghe e dei vertici del Carroccio sulla vicenda del famigerato Velox lungo la vecchia strada del Santo, che sta togliendo il sonno a migliaia di persone che hanno ricevuto tantissime multe. Dall'evento del Velox di Cadoneghe, la cui maggior parte della responsabilità è del primo cittadino, ho cercato di interloquire con lo stesso e cercare delle risposte dai rappresentanti del territorio della Lega, fino ad arrivare al ministro, nonché segretario del partito, Matteo Salvini. Ad ora non ho avuto alcuna risposta. La dottoressa Bordin è solo l'ultima dei tanti addii all'interno della Lega nel Padovano, tra gli espulsi come Fabrizio Borone e chi invece ha lasciato come Alain Luciani. Ora ci fermiamo per qualche istante, un break brevissimo, a tra poco. Riprendiamo questa edizione del Veneto dalla cronaca. Doppio mortale questa notte. Andiamo a Villanova di Campo San Piero. Un barista di 45 anni ha perso la vita uscendo di strada. Vediamo. È uscito di strada con la sua auto, finendo in un fossato contro un terrapieno dell'ingresso di un'abitazione. Non c'è stato nulla da fare per un 45enne di Vigonza che ieri notte in via Straelle a Villanova di Campo San Piero ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno all'1. La vittima è Giancarlo Maniero, professione barista, abitava a Vigonza con la compagna. Ieri notte con ogni probabilità stava tornando a casa dopo la chiusura del suo bar. La sua auto però è finita fuori strada. A dare l'allarme dei passanti che hanno notato il mezzo nel fosso e hanno allertato i soccorsi. I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Borgorico hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il conducente. I medici del SUEM 118 però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e per deviare il traffico. Lo avete sentito, la vittima viveva a Vigonza, da poco aveva un locale a San Giorgio in Bosco, in precedenza aveva lavorato anche a Noale, quindi molto conosciuto. E un altro incidente mortale c'è stato nella notte a Follina, lungo la strada per Pieve di Soligo. A perdere la vita in questo caso un 28enne, forse per l'alta velocità. Sentito vociare, parlare, poi mi sono affacciata alla finestra, ho visto parecchie macchine, una sulla siepe tutta rotta. La testimonianza di una residente per l'ennesima tragedia sulla strada che si è consumata la notte scorsa nella Marca. A perdere la vita un 28enne marocchino, da anni residente a Miane. Era passata poco dopo l'1 del mattino e Ayoub Hatimi, alla guida di una Audi, stava percorrendo la provinciale che collega Follina con Pieve di Soligo, quando all'altezza di questa curva in zona Pedeguarda si è scontrato con una Ford condotta da un 53enne di Miane. Un impatto tremendo con il motore dell'Audi che vola via dall'auto, mentre l'altro veicolo, dopo una carambola, finisce la sua corsa su questa siepe. Immediati i soccorsi, ma per il giovane non c'è nulla da fare. Il 53enne invece viene ricoverato all'ospedale di Conegliano in condizioni serie ma non in pericolo di vita. L'ipotesi più probabile è che l'Audi abbia imboccato la curva ad alta velocità, invadendo la corsia opposta mentre stava arrivando la Ford. A seguito dell'impatto, l'auto avrebbe volato sopra il marciapiede, finendo la corsa a ridosso di questo ponticello. Ayoub Hatimi era conosciuto in paese anche per qualche problema avuto in passato con la giustizia. Ora pare avesse trovato un lavoro stabile. Viveva da solo in via Santa Maria, ma continuava ad aiutare la madre e i due fratellini piccoli nella loro casa di Borgo Vargoman. Con la scomparsa del 28enne ora la situazione si fa ancora più difficile per questa famiglia senza un padre, che può contare però sulla solidarietà della comunità di Miane. Abbiamo appreso la tragica notizia questa mattina, la comunità marocchina per noi è una comunità operosa e che si dà da fare. Chi viene qui lo fa per lavorare, per cui è una grande perdita per noi. Siamo vicini alla famiglia e cercheremo di aiutarla e starle accanto in questo triste momento. È il secondo mortale negli ultimi 10 anni accaduto su questa curva, dove di fatto non si contano più gli incidenti di varie entità. Questa è una curva pericolosa? No, pericolosa di più.
Qui noi tutte le volte è una roulette russa quando usciamo. Singolare episodio invece durante i controlli della Polizia Stradale di Padova impegnati nella prevenzione contro le stragi del sabato sera. In via San Marco, dopo aver ritirato la patente a un trentenne con un tasso alcolemico di 0,62, gli agenti hanno ritirato la patente anche al padre che era arrivato per recuperarlo in quanto aveva un tasso alcolemico ben superiore, 1,10, quasi il doppio. In totale su 23 conducenti controllati per 7 è scattato il ritiro del documento di guida. E ora il racconto ai nostri microfoni dei due ragazzi che giovedì hanno salvato un 70enne caduto nel naviglio del Brenta a Dolo. Se non fosse stato per Marco e Nicolò, un anziano settantenne che giovedì è caduto nel naviglio del Brenta a Dolo, zona Squero, forse oggi non potrebbe raccontarlo. I due ragazzi di 16 e 17 anni stavano aspettando l'autobus che li avrebbe riportati a casa dopo la scuola, quando poco dopo le 13 è avvenuto il fatto. Abbiamo notato subito questo signore che era davanti alla fermata che controllava gli orari e lo vedevamo che non era tanto in buona salute. Ci siamo girati dall'altra parte praticamente, ne stavamo parlando così e l'abbiamo visto che si stava tuffando dentro in acqua e l'abbiamo visto a testa in giù dentro al fiume. Abbiamo deciso subito di reagire anche perché i nostri coetanei praticamente non davano segni comunque che volevano aiutarlo e allora noi ci siamo tolti la cartella e comunque le scarpe e la maglietta e siamo entrati dentro per aiutarlo. E abbiamo cercato di tirarlo su per le gambe girandolo, perché aveva appunto la testa rivolta verso il basso e temevamo un annegamento. E l'abbiamo girato e abbiamo cercato di spingerlo verso riva per i piedi e dopo un signore ci ha dato una mano a tirarlo su, un operaio penso che è arrivato di corsa dandoci una mano e insomma siamo riusciti a portarlo a riva. Mentre i passanti che avevano assistito alla scena avevano chiamato i soccorsi, infatti in breve tempo è giunta sul posto l'ambulanza, i carabinieri e anche i vigili del fuoco con una squadra di mira. L'anziano poi è stato soccorso e ora sta bene. Solo grazie a Marco e Nicolò che non hanno esitato un attimo a tuffarsi, ma che loro malgrado si sono dovuti scontrare in quei momenti concitati con l'indifferenza della gente. Ci siamo fiondati subito in acqua appunto perché non vedevamo un'iniziativa da parte di nessuno. Una forte indifferenza verso l'età adulta, quindi dall'esempio che dovrebbero darci più o meno i nostri genitori perché l'età era quella, ci davano un esempio che era del tutto sbagliato e che comunque andava contro ai principi morali di una persona. Non è stato soltanto merito nostro e non vogliamo essere i protagonisti di questa cosa, ma ci sono state anche altre persone che ci hanno aiutato. Di certo sono stati molti che sono rimasti a guardare, ma io ringraziamo e tutte le persone che comunque sono venute là ad aiutarci. E per il loro coraggio Marco e Nicolò, che praticano anche pugilato con la box Riviera del Brenta, saranno premiati dal sindaco di Dolo. Ora a Riese per una serata dedicata alla figura di Papa Sarto. È un Papa che non ti aspetti, quello che sta emergendo negli incontri di Riese in preparazione al ritorno del corpo di Pio X nel suo paese natale. E anche ieri sera in municipio il Giuseppe Sarto, testimoniato dalla storia, è ben diverso da quello che è stato descritto finora. Così si scopre che il Papa Veneto viene appellato come il turco, niente meno che dal Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. L'espressione il turco è detto proprio nel senso è un Papa talmente innovatore che rischia di andare anche oltre, nel senso della diminuzione delle feste di precetto, un Papa pratico e un Papa operativo. Altro che restauratore immobile ed ininfluente della Chiesa tra la breccia di Porta Pia e i patti lateranensi. Pio X, sin dall'inizio del suo pontificato, procurò delle scosse salutari nella dottrina della fede con la sana praticità della gente veneta, che peraltro aveva già applicato quando da vescovo di Mantova aveva già intuito nelle prime timide partenze cosa sarebbe stato il dramma dell'emigrazione italiana di fine Ottocento. Ecco perché le Ferrovie dello Stato e l'amministrazione comunale hanno deciso di dedicare al Papa Trevigiano la stazione di Mantova. Il 5 novembre ci sarà questa intitolazione per ricordare un vescovo che nel 1887 ha pubblicato uno dei primi documenti sull'emigrazione, una lettera pastorale che si interessava a questo problema, a questo fenomeno. Il vescovo di chi andava a catar fortuna, oggi patrono dei trevisani nel mondo, grazie allo spunto di un emigrante della sua terra. È arrivata da Bennimonico, questo è il suo nome, partito da Riese e è andato a Guelfa.
ha fatto la proposta al Consiglio direttivo, questo ancora nel 1985, il direttivo l'ha approvata e da allora nello Statuto della Trevisani c'è un articolo che dice in maniera specifica che Pio X è il patrono dell'associazione. Storie forse di ieri, ma che devono farci riflettere anche oggi. Basta infatti solo leggere questo titolo e guarda caso pensare a Lampedusa oggi, scoprendo poi che in realtà appartiene ad un articolo della Gazzetta di Mantova del 1877. Anche per questo noi riteniamo, valutiamo la figura di Pio X molto contemporanea, anche se parliamo di contesti storici completamente diversi, alcuni problemi come sono i famosi cicli storici che ritornano di Giambattista Vico, tornano anche adesso, sono più attuali che mai. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, come sempre tra poco le previsioni del tempo, poi l'edizione di Venezia, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al Meteo. La settimana si chiude con una domenica 17 settembre nel complesso tranquilla e con condizioni meteo stabili. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, la giornata infatti sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento e da cielo sereno o al massimo velato. Le temperature saranno stazionarie o in lieve locale aumento, minime sui 13-20 gradi, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole con cielo da poco nuvoloso a variabile, specie sui rilievi, ma in genere senza conseguenze. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime sui 25 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà soleggiato, salvo la presenza di nubi basse, specie mattutine. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime comprese tra 28 e 30 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.